ma le cose una cosa puntuale. Allora, la proposta è semplicissima. Noi abbiamo fatto, nostro malgrado, un'analisi di quella che è la situazione della provincia, usando non gli avvocati o i luminari, ma usando le carte della provincia, per un semplice motivo, perché c'è una legge che la pubblica amministrazione generalmente quando farà carte dovrebbe essere quella vera. Siccome stiamo parlando di contabilità, dove c'è anche un controllo dei conti, la contabilità dove sono presenti tutte le espressioni politiche, io mi sono fidato degli atti della provincia. Nel leggere gli atti della provincia ho constatato due cose. Uno, in tutti gli atti messi in essere da questa amministrazione, nessun atto, e ne sono circa una decina, è stato messo in dubbio il diritto alla stabilizzazione. Se questo è vero, noi siamo andati a vedere qual era lo Stato. Lo Stato a questo punto è solo e semplicemente una tenuta economica dell'ente riferita a quelli che sono i paghi. E allora abbiamo fatto un'altra strada, e la strada di andare a vedere non i commenti degli avvocati o dei luminari, ma i commenti dell'ANCI a quello che è da 78 di decreto legislativo trasformato in 122 a maggio e giugno di quest'anno, in cui dà dei precisi riferimenti di legge per quanto riguarda la contabilità, ovvero sia il parametro del personale. E lo porto in quel momento su questa norma a datare dal 2011, lo porto al 40% fra entrate correnti, spese correnti e costi. Questo dice la norma. Poi l'ANCI conta loro, perché poi noi con quello ci andiamo a confrontare, dice anche che il riferimento per vedere come si calcola il 40%, così come dice una legge dello Stato del 2007, si fa sul consuntivo dell'anno precedente. E qui ci siamo resi conto che forse quel problema che si dice sorgere nel 2011 di fatto c'è anche adesso, perché se si usa il consuntivo del 2010, se noi abbiamo un costo del personale a 46, 47, 48, quello che è nettamente superiore al 40 ed è stato incrementato a fine anno perché stiamo a settembre, oggi c'è il problema. Allora, avendo fatto questa riflessione, abbiamo cercato di dare una soluzione che per certi versi simile a quello che era poi ognuno fa le sue parole, ed è questo precisamente: andare davanti alla TPM secondo la 368 del 2001, dove c'è certezza di quello che si scrive, fare una proroga per i precari di 3 mesi perché è un tempo ragionevole per organizzare le carte. Nel fare la proroga di 3 mesi si fa una scelta che noi indichiamo all'amministrazione, e questa è la proposta, di o una società in house, o altro, comunque in tipo di esternalizzazione, dove si decide davanti alla TPM che la tipologia contrattuale, le tipologie di equiparazione delle professionalità espresse dagli intendenti oggi, quelle così come dovrebbero venire ricomprese nella società, per dare una certezza professionale e quindi anche di futuro lavorativo. Fatto questo, alla scadenza, perché qualcuno qua è molto più esperto di me in queste cose, sappiamo che quando si fa davanti alla TPL è un accordo decentrato che ha il valore di legge, quindi se qualcuno poi si sottrae, quello si